Altro relatore è Daniele Furi, dicevamo maniscalco ma anche allenatore, e quindi ci potrà fare un viaggio nella mascalcia, ma anche in quello che è appunto il suo lavoro di allenatore, con grandi risultati tra l'altro, e perché no, anche dell'allevamento, il puro sangue inglese. Anche Daniele Furi, dicevamo, una carriera pluriennale nel mondo della mascalcia e anche docente nel corso di mascalcia a Pisa di un po' di anni fa. Grazie, buongiorno a tutti. Niente, la mia esperienza è nata più o meno nel 1984, dove dopo una decina di anni di varie, chiamiamole, pseudo-attività inerenti al cavallo, mi sono entusiasmato a vedere maniscalchi che venivano e che con la massima semplicità riuscivano a mettere le scarpe giuste a questi atleti, perché insomma in linea di massima ormai la figura del cavallo è la figura del cavallo atleta, insomma, come ha detto Fabrizio prima, c'era il discorso della guerra, c'era il discorso dell'agricoltura, di spostare dei carri, ormai parliamoci chiaro, per noi il cavallo è il cavallo atleta, poiché sia cavallo da concorso ippico, da dressage, da corsa, corte rosse, comunque si parla di cavalli atleti. Niente, per motivare l'entusiasmo che tramite Fabrizio mi ha portato a venire qui oggi, dico soltanto che quando ho iniziato sono stato 2 anni a giro con 2 maniscalchi, dopodiché mi sono trovato praticamente allo specchio e mi sono detto più vado avanti e più ho dei dubbi. Che significa questo? Che come mi fu detto il primo giorno che andai alla scuola di mascalcia di Pinerolo da uno dei miei insegnanti, il maresciallo Blase, bisogna fare una netta differenza. Ci sono gli appiccicaferri e ci sono i maniscalchi. La differenza qual è? Che chiunque di noi, anche senza un'esperienza, tribolando un po' di più, un po' di meno, è capace a prendere un ferro, mettere dei chiodi, farà qualche danno, però un ferro in qualche modo sono capace di attaccarli tutti. La differenza è che essere maniscalco vuol dire senza presunzione, senza passare avanti al veterinario, col quale uno deve avere sempre un rapporto professionale di collaborazione, perché comunque va da 4 occhi vedono meglio che 2, però praticamente quando si arriva dal pastorale in giù è un mestiere che va conosciuto, perché a questo punto te diventi, se lo vuoi far bene, diventi un ortopedico. Un ortopedico perché le patologie relative al piede del cavallo sono molteplici e dove ogni attività ha bisogno della propria ferratura, perché logicamente io non posso ferrare un cavallo da concorso come fosse un cavallo da corsa o viceversa. E per cui niente, nel 1986 fortunatamente ebbi la possibilità di andare a Pinerolo, ci sono stato un anno, era una caserma militare dove noi eravamo 8 civili provenienti da tutte le parti d'Italia e dove praticamente secondo me quello che consiglierei a una persona che vuole, a un ragazzo che vuole iniziare, è crearsi le basi. Questo è il motivo anche perché ci troviamo qua oggi, perché l'improvvisazione comunque vada è sempre una cattiva consigliera. Ne abbiamo conosciuti tanti di individui che sono andati in una bottega, hanno comprato l'attrezzatura e hanno iniziato a ferrare. Non si fa così, il mestiere è un'altra cosa. Quello va bene se te ti fai il cavallo tuo da solo, se fai danni sono affari tuoi, ma quando ti esponi al pubblico e quando soprattutto metti mano a cavalli
che siano da 1.000 euro, che siano da 1.000.000 di euro, i piedi sono sempre uguali, però logicamente si parla di un impegno, di una responsabilità maggiore. Per cui niente, quello è stato il trampolino di lancio, perché credo che, come del resto poi è stato per Fabrizio su Pisa, no, l'altra, che aver creato le basi per poter iniziare un'attività sia stata la cosa fondamentale, che poi in tutta franchezza mi ha dato tanta soddisfazione, insomma. Il mio lavoro si è indirizzato più che altro sul discorso degli allevamenti e del cavallo da corsa, e dove specialmente sul discorso dell'allevamento iniziare a mettere mano a un puledro di 6 mesi per portarlo fino a 2 anni, dove un centinaio di puledri l'anno mi passavano sotto le mani, logicamente se ne vendeva di ogni, e logicamente senza dover fare degli artifici, perché chi vuole applicare un golfo lo rompe, però dovevamo mettere in condizioni questi puledri di non andare avanti sul difetto, ma anzi cercare un attimino di ridurlo per portarli ad essere poi un domani cavalli utilizzabili in ambito agonistico, insomma, ecco. E questo è stata una cosa di molta soddisfazione, perché specialmente nell'anno che va dai 6 mesi ai 18 è il momento dove un puledro è in crescita, in sviluppo, è tenero, e dove devi fare le cose veramente, non dico la perfezione, ma poco ci manca, perché sei praticamente padrone quasi, per ciò che concerne i piedi, sei padrone quasi del suo destino, insomma, ecco. E delle soddisfazioni sono venute, sempre con molta modestia, perché logicamente è un lavoro dove anche il cavallo semplice ti può creare un problema, perché se te lo sottovaluti puoi sbagliare, e se sbagli fai danni, insomma, ecco. E fare i danni vuol dire l'attività di un cavallo ridurla, se non addirittura interromperla totalmente, perché quando un cavallo poi si fa male o si rompe, i cavalli a volte tornano, ma a volte tocca anche trovargli un'altra sistemazione, perché non avranno più un'attività agonistica. E per cui le responsabilità sono tante, però sono state tante anche le soddisfazioni. Però, ripeto, alla base di tutto c'è il discorso che servono le basi, e le basi sono approdare a dei corsi di formazione professionale, dove chi è dalla parte di là ci sta con la volontà di insegnarti. Cosa voglio dire? Voglio dire che quei 2 anni che ho fatto prima di andare a Pinerolo, con maniscalchi di vecchia stampo, di vecchia mentalità, c'era sempre la gelosia, dove una cosa te la dicevano e 2 te ne nascondevano, e quella francamente è una mentalità che fra di noi non è più andata avanti, perché fortunatamente io vedo che siamo colleghi e non ci sono problemi, c'è collaborazione. Il cavallo che mi può creare un problema, alzo il telefono, chiamo Fabrizio invece Federico e ci consigliamo, per cui anche una crescita a livello di mentalità, cosa che a quei tempi probabilmente le persone di una certa età forse non avevano. E poi niente, il cavallo da corsa per me è stato diciamo il lavoro predominante. Ho girato un po' in tutti gli ippodromi d'Italia e anche in qualcuno in Francia e in Inghilterra, e il puro sangue è un capitolo un po' a parte, perché se i piedi sono una cosa delicata, nel puro sangue forse la cosa è ancora maggiorata, perché gli spessori
le unghie sono veramente minimi, per cui si fa presto a fare un danno. Però insomma, logicamente con i materiali giusti, con le dovute accortezze, sempre con la collaborazione con veterinario e con gli allenatori che gestivano cavalli, logicamente siamo cercati sempre di andare avanti come squadra, non come singolo individuo, perché quando si vince tutti e quando si perde tutti, nel senso che se una volta io sbaglio nessuno mi punta il dito contro, si cerca quanto prima di risolvere. Una cosa che è un po' particolare è quell'esperienza del palio, dove a differenza dei 365 giorni che compongono un anno, lì non è così. Lì non si può sbagliare e se si sbaglia il dito contro te lo puntano, per cui l'esperienza del palio, che poi ci racconterà anche bene Federico, è un'esperienza dove il margine di sbaglio deve ridursi al minimo, perché quei 3 giorni per loro sono troppo determinanti e non accettano compromessi, insomma. Mi ha dato un assist troppo ghiotto, perché nei giorni dei pali, delle corse, se il maniscalco sbaglia gli puntano il dito contro, ma a casa mia per puntare il dito contro devo avere la competenza della materia, quindi io imputo al maniscalco un errore perché conosco il mondo delle ferrature. Quindi la mia domanda è: hai trovato persone con cui ti relazioni nei pali, nelle corse, competenti a tal punto da potersi confrontare con te per dirti hai sbagliato la ferratura? Senza falsa modestia penso proprio di no, perché ogni lavoro ha la propria specializzazione e un allenatore come un fantino, come un veterinario, ma del piede non parlano mai come può parlarne un maniscalco. Quando ho avuto delle belle collaborazioni ho trovato allenatori che hanno puntato, in questo caso su di me, perché avevano fiducia e che ascoltavano quello che in questo caso io gli dicevo, perché logicamente facevano, diciamo, da supervisori e a quel punto ti davano l'ok su un'iniziativa, su un cambio di ferratura o cose varie. Sul discorso di Siena è un caso a parte. Siena in quel momento, in quei giorni lì, parli con il veterinario e parli con il fantino, che è un grande professionista, ma che sul discorso dei piedi secondo me più di tanto non può dialogare con un maniscalco. Quando trovi il modo di queste 3 figure professionali di lavorare insieme, e ce ne sono stati tanti di fantini che sono venuti in contrada e hanno detto come vogliamo fare, allora ti metti uno davanti all'altro, ti confronti e cerchi di trovare la soluzione insieme. A dispetto ci sono stati anche tanti altri fantini che con un po' più di presunzione hanno detto io voglio il cavallo ferrato così. Vabbè. In quei giorni lì bisogna sempre assecondare, perché l'ordine di contrada è quello, e per cui cerchi, compatibilmente col discorso che la mia professionalità non passa in secondo piano a nessuno, per cui se io devo fare una cosa sbagliata non la faccio, però cerchi di dare una botta al cerchio e una alla botte e di accontentare il fantino, che è il pilota e che deve essere quello che lo fa andare più forte possibile, però devi accontentare anche i piedi del cavallo, perché logicamente senza quelli un cavallo non corre, per cui questa è un po' la situazione. Allora mi vengono in mente le scarpe, no? Di noi, le nostre scarpe. Lo stare in una calzatura scomoda non solo ci fa camminare male, ma può comportare poi anche dei problemi agli arti. Quindi immagino che anche nel cavallo sia una cosa del genere, e mi chiedo,
diventa fondamentale la preparazione, l'esperienza anche per andare a afferrare animali. In questo caso stiamo vedendo delle immagini ad esempio di piste in sabbia, in erba, qua fango a più non posso. Anche questo serve ovviamente per decidere poi come intervenire. Sicuramente sì. La prima esperienza, fra virgolette, che poteva sembrare negativa, io l'ho avuta tornando da Pinerolo. Tornando da Pinerolo c'è un inquadramento dove ti insegnano dall'A alla Z, cioè prendi la verga del ferro e fai il ferro, forgi il ferro per quelle che sono le necessità e le patologie del piede di un cavallo, e dove, parlando in special modo a Pinerolo di cavalli da concorso ippico, la prima cosa fondamentale che ti dicono è le fondamenta, cioè il ferro deve essere qualcosa che supporta tutta la parte sopra che c'è, a iniziare dal piede per poi andare al discorso delle ossa, dei legamenti, dei tendini e cose varie. Per cui si parla, faccio un esempio in primo modo, di comodità. Io arrivato da Pinerolo dentro un ippodromo mi sono sentito dire: ma questo cavallo ferrato così comodo, ma questo si porta via ferri fra un giorno. Ho fatto qualche scommessa con qualche allenatore, ho detto: facciamo una cosa, io la ferratura non me la paghi, se il cavallo è come dici te, io vengo e rilavoro gratis. Se come dico io, potrebbe darsi che fra un mese e due tu hai un cavallo con dei piedi migliori, più sani, che hanno fatto più anche a livello di dimensioni. E così è stata questa scommessa, e poi tante persone che erano scettiche si sono rese conto che il rischio che uno, fra virgolette, poteva correre era un rischio che poteva portare però a dei vantaggi. Tanti nostri colleghi logicamente dicono nell'ambiente persone che parlano di ferratura ce ne sono poche. Fondamentalmente, se un cavallo non perde un ferro, per chi lo gestisce, che sia un allenatore o un istruttore, il cavallo è ferrato bene. E per cui la cosa migliore da fare, se noi andiamo in Inghilterra, vediamo dei cavalli che hanno i ferri dentro i piedi, perché secondo me la loro cultura, senza nulla togliere a nessuno, è una cultura che si basa sul discorso che il cavallo, se non perde ferri, va bene. Non è così. E poi la differenza fra l'Italia e l'Inghilterra, e mi riferisco, ritorno al discorso che ha fatto lei, è che loro hanno delle piste di allenamento e da corsa che sono dei tappeti. Noi non abbiamo né piste di allenamento e neanche piste da corsa che sono dei tappeti, per cui è scontato che uno con la ferratura debba arrivare a dare un aiuto maggiore. Tanti anni fa Fabrizio venne con me per un periodo, c'era un allenatore su Pisa al quale furono affidati dei cavalli in allenamento da Sheikh Mohammed, che è un grandissimo proprietario di cavalli da corsa. Questi cavalli arrivarono dall'Inghilterra con dei ferri che sembravano delle ostie, da come erano fini, sottili, così. Eravamo a Sarossone, non è che eravamo in un ciottolato di campagna. In tempo di 10 giorni, se uno non cambia ferratura e mette roba più comoda, più sostanziosa, più coprente, questi cavalli sono battiture come quotidiane, i cavalli non ne camminava per nessuno. Per cui, ritornando alla domanda che mi faceva lei, logicamente sta al maniscalco in base a quello che uno trova sia a livello di piede ma anche a livello anche di strutture, di adattare il più possibile la ferratura al piede del cavallo. E ci sono tranquillamente dei cavalli che lavorano con un tipo di ferri e poi che vanno in gara, che sia corsa o concorso ippico, con un altro tipo di ferro, perché praticamente io le faccio lavorare tutti i giorni, tra virgolette, con le pantofole, poi quando ho da sparare per cercare di ottenere il risultato
metto il ferro particolare, più leggero, che mi dà più grip per far sì di ottenere il risultato. Tornato a casa, rilevo il ferro da gara e rimetto le pantofole, per cui diciamo che la ferratura, se uno la vuole seguire, ci sarebbe da parlare da ora fino a domani. Se poi uno dice a me basta che il mio cavallo abbia 4 ferri a piedi, si ritorna al discorso iniziale, ci sono gli appiccicaferri e così va, insomma non c'è problema. Un progetto su Grosseto, no? Che riguarda proprio l'uomo a terra e tutti quelli che sono i mestieri che ruotano intorno al mondo del cavallo. Sì, siamo praticamente quasi, speriamo addirittura d'arrivo dopo 2 anni di lavoro a monte, dove praticamente ci sono 2 corsi di formazione professionale, uno per maniscalchi e uno per artieri ippici. Quello per maniscalchi verrà gestito dal maresciallo ormai in pensione Prisco Martucci, che praticamente era il mio secondo istruttore di Pinerolo, che ha fatto poi a Grosseto, ha gestito sempre la scuola di mascalcia fino a che non è stata chiusa, e che ora, andando in pensione, si è mangiato tutta la liquidazione per crearsi un centro privato dove poter accogliere corsi di formazione professionale, e questo partirà dopo la metà di ottobre. Un'altra figura professionale che proviamo a far venire avanti, perché anche lì la richiesta è molto superiore all'offerta, è quella dell'artiere ippico, e anche questo più o meno con la solita tempistica di quello dei bei maniscalchi si svilupperà da me, un corso di 900 ore con 300 ore di stage, dove anche lì compatibilmente con, io sono contento di vedere dei ragazzini che possono essere appassionati. Non so quanto in un mondo come quello che viviamo, quanti ragazzi siano disposti a fare lavori così duri, però la mia speranza è che ce ne siano, perché in tutta franchezza è un lavoro comunque duro ma affascinante, e colleghi anche dalla Francia, tipo faccio un nome che conosceranno in diversi, Maurizio Guarnieri, mi dice: Daniele, se hai tante volte qualche artiere da mandare, perché per noi è un grosso problema. Per cui un'altra, oltre al discorso della mascalcia, c'è anche il discorso della formazione professionale per artieri ippici, perché anche quella figura lì è una figura che avremmo le capacità per poter plasmare e creare, però manca un po', fra virgolette, da piani alti tante volte un po' la volontà in un'ippica che va come va di dare sfogo a dei personaggi che potrebbero dare lustro al nostro paese, perché poi fondamentalmente noi italiani non siamo capaci a niente, però in campo ippico siamo capaci a tanto, perché fior di allenatori, di cavalieri, di fantini si contraddistinguono in tutto il mondo, per cui vuol dire che qualche cosa sappiamo fare, insomma. L'importante è non darsi per vinti, e giornate come queste che ce ne siano, perché logicamente è fondamentale che la gente conosca e che la gente apprezzi anche dei lavori un po' particolari, che però possono essere anche remunerativi, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di soddisfazione e dal punto di vista morale.